Avete letto? Sì, poi ve lo interroghiamo. Allora, questo che vi ho detto che voi dovreste fare, cioè cominciare a chiedervi se qualcuno dei vostri amici è omosessuale, cioè non dare per scontato che tutti siano eterosessuali, creare le condizioni perché gay e lesbiche si possano aprire e possano vivere tranquillamente. È un dovere anche della scuola, che oggi comincia ad aprirsi. Questa ne è una riprova. Il fatto che noi siamo qua a parlare di omosessualità è una dimostrazione del fatto che anche la scuola comincia a capire che è un suo dovere informare e aprire la mente agli studenti e alle persone. Ed è per questo che adesso passo la parola a Maria Paola, che nella scuola ci vive e che ci dorme. Che però è anche un genitore e che, come è dovere della scuola, è anche dovere della famiglia creare le condizioni perché i figli o i loro familiari comunque possano vivere bene, possano aprirsi anche verso di loro. Bene, grazie Massimo. Inizio proprio dal fatto che io sono una lavoratrice di scuola, lavoro nella scuola media da una trentina d'anni. Ho insegnato prima e da 7 anni faccio la dirigente scolastica. Sono diventata mamma dopo che già per diversi anni avevo insegnato, per cui mi sono resa conto subito, parlo ben prima dell'89, perché insegno dall'82, mi sono accorta che gli adolescenti, preadolescenti, maschi e femmine della scuola media che scoprivano il loro orientamento sessuale non se la passavano bene, e quindi ho cercato di impegnarmi molto, piano piano, per carità, ho fatto molta fatica anche per capire io molte cose, perché io sono il prodotto di una cultura omofoba ignorante. Vista l'età che ho, pensate un po' come sono stata allevata. Ho respirato comunque messaggi omofobi, impliciti e anche espliciti in famiglia, come quasi tutti quelli della mia generazione e purtroppo anche della vostra. Per cui ho pensato, dal momento che comunque ho conosciuto ragazzi e ragazze omosessuali, ho tanto capito che erano persone che non erano mostri, che erano persone come le altre, cioè diverse, nel senso che siamo tutti diversi, ma non per questo più diversi. No, alcuni sono brutti e mi sta suggerendo che sono belli gli omosessuali, non è vero, ce ne sono belli e brutti, simpatici e antipatici, come lui, e quindi è come può essere per le persone eterosessuali. Per cui ho deciso di capirne di più e mi si è presentata un'occasione bellissima quando è stata fondata l'Agedo, istituita l'associazione Agedo a Sassari. Io nel frattempo ero diventata mamma e mi sono preoccupata subito di far crescere mio figlio in un ambiente che non fosse eterosessista, cioè a casa mia, quando il mio bambino era al primo anno della scuola materna e mia mamma gli ha chiesto Giuseppe, ce l'hai la fidanzatina? L'ho sgridata e gli ho detto potrebbe anche avere un fidanzatino a 4 anni, e mia madre è rimasta sconvolta, però adesso ha smesso di sconvolgersi, perché così funziona. Quando i messaggi tutti i giorni sono in quella direzione cambiano le cose. Per cui io non ho un figlio omosessuale, però faccio parte di questa associazione perché sì, perché credo che sia un dovere di tutte le persone, anche eterosessuali, occuparsi dell'estensione dei diritti per tutti. Cioè credo che la schiavitù in America non l'abbiano abolita gli schiavi, che certamente non avevano la capacità di legiferare, se ne sono occupate persone libere, e così anche noi tutti eterosessuali, homo, insomma, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per una società migliore. In questo senso ho un potere enorme dirigendo la scuola. Nella nostra scuola devo dire che siamo abbastanza sensibili, e chi non lo è si adegua, perché non permetto, non faccio sconti.
Quindi anche gli studenti, se offendono un altro con parole che fanno riferimento all'omosessualità, e quindi parlo di frocio, finocchio, eccetera, sono molto attenti a non venire scoperti, perché noi applichiamo l'aggravante omofobica anche alle azioni di bullismo, cosa che il Parlamento non è riuscito a fare. Nella nostra scuola quest'anno, ed è stato questo la meraviglia, ma anche, diciamo, lo sconforto, è stata la prima scuola media che è entrata in un progetto nazionale contro l'omofobia in Italia. Tutte le altre scuole erano scuole superiori e non sono neanche tante. Comunque io voglio dirvi questo, che la sofferenza di un ragazzo o di una ragazza che scopre il proprio orientamento omosessuale non deriva dall'omosessualità, ma deriva da quello che è interiorizzato, dalla omofobia interiorizzata, cioè che ha maturato all'interno, sentendo fin dalla nascita espressioni che educavano al disprezzo verso le persone omosessuali, quindi espressioni di squalifica. Non so se a voi è mai capitato il vostro padre con gli amici di dire gli suvrosciu che abita lì vicino, cioè un bambino che sente queste cose a 4 anni, a 5 anni, si fa l'idea che per quel padre, seppure non gliel'ha detto anche esplicitamente, è meglio un figlio malato, meglio un figlio delinquente, meglio un figlio morto che un figlio omosessuale. E quindi il concetto che si forma all'interno è devastante. Scoprire poi di esserlo vuol dire fare una scoperta dolorosa. Quindi io sono molto contenta di tutti questi ragazzi e ragazze. Voi sarete futuri genitori e per questo il mio invito, davvero, cercate di creare un ambiente accogliente nella vostra famiglia, anche in quella da cui provenite, perché voi adesso siete gli educatori dei vostri genitori, dovete esserlo, e poi create un contesto accogliente per i vostri bambini e bambine. Qualunque mestiere farete poi è sempre un'occasione per esercitare questo potere. In questo modo scoprirsi omosessuali non sarà una sofferenza, sarà un scoprirsi con alcuni gusti che possono riguardare anche gli altri aspetti della vita. Io ho preparato delle slide che vi lascio perché voglio affermare alcuni concetti che riguardano l'omosessualità. Questo materiale ve lo lascio, per cui lo lascio qui in questo computer e poi chi si occupa del sito vedrà come farlo avere metterlo alla portata di tutti. L'omofobia, l'omosessualità è legata a stereotipi, a pregiudizi. Non leggerò le slide, vi darò qualche spiegazione. Lo stereotipo è l'immagine rigida che riguarda una categoria che la definisce, il pregiudizio è il sentimento che ne deriva ed è comunque un giudizio che arriva prima della conoscenza. L'omofobia si può superare solo lavorando sui pregiudizi e quindi migliorando superando l'ignoranza in questo campo. Mi soffermo su questo concetto che è quello di identità sessuale per fermare un attimino la vostra attenzione sul significato di queste parole. L'identità sessuale di cui ognuno di noi è portatore, perché è una delle componenti della persona, fa riferimento a 4 fattori ed è il risultante dell'interazione tra questi 4 fattori che sono tutti indipendenti. Sono il sesso biologico, l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale. Queste 4 componenti definiscono l'identità sessuale di ciascuno di noi. Il sesso biologico è determinato dall'accoppiamento dei cromosomi sessuali, quindi XX una femmina, XY è un maschio, e però non esistono solo maschi e femmine. Noi siamo abituati a ragionare in maniera dicotomica, o bianco o nero. In realtà anche riguardo al sesso ci sono delle forme che non sono
solo maschio e femmina, si chiama, in questi casi si parla di intersessualità. Per esempio, per chi di voi ha già fatto un po' di genetica, sapete che esiste la combinazione XXY, per cui ci sono nello stesso organismo delle componenti maschili e femminili, ma non è solo questo. In ogni caso ora io farò sempre riferimento a un arcobaleno, cioè ci sono le due situazioni estreme, ma ci sono tutte le combinazioni intermedie. L'identità di genere risponde alla domanda: io come mi sento? Cioè mi sento maschio o mi sento femmina? Allora, in generale, per fare una sintesi, in un corpo maschile che è determinato dai cromosomi, statisticamente quasi tutti si sentono maschi, in un corpo femminile quasi tutti si sentono femmine, e sentirsi femmina o sentirsi maschio vuol dire avere una identità di genere, dove genere sta proprio per maschio o femmina. Poi esistono tutte le variabili, perché la natura è fatta di tutte le combinazioni possibili, per cui si può arrivare a questi estremi, che in un corpo maschile ci si sente femmine e in un corpo femminile ci si sente maschi. In questo caso parliamo di disforia di genere e di transessualità. Poi ci sono però anche tutte le combinazioni intermedie, cioè io ho un corpo da donna, mi sento per alcuni aspetti maschio, per alcuni aspetti femmina, in tutte le possibili, tutte le variazioni possibili. L'identità di genere, nell'ultimo caso di cui vi ho detto, parliamo di transgender. Quando parliamo invece di transessualità, la legge italiana riconosce anche la riappropriazione chirurgica del sesso, cioè attraverso una serie di terapie è possibile cambiare il sesso, perché è una sofferenza, potete immaginare una sofferenza incredibile sentirsi donna in un corpo maschile o viceversa. Quindi è possibile fare il passaggio, si tratta di passaggi molto dolorosi. Ecco qui, ripeto quello. Vediamo invece cos'è il ruolo di genere. Il ruolo di genere è l'insieme delle aspettative che le varie culture riservano alle persone, cioè che cosa ci si aspetta che faccia un maschio, che cosa ci si aspetta che faccia una femmina. Queste aspettative cambiano da una cultura all'altra, però se ci pensate, anche nella famiglia c'è la tendenza a pensare che il marito faccia una cosa, la moglie un'altra, che le bambine giochino in un modo e i maschietti in un altro modo, che gli sport siano differenziati per i maschi e per le femmine, anche nelle scelte degli istituti superiori e nelle scelte lavorative. Questo è il ruolo di genere, cioè cosa deve fare un maschio e cosa deve fare una femmina, anche su come si veste, come si trucca, come ha i capelli, eccetera. Ecco, questa è una frase importante. La discriminazione verso le donne è una questione di ruolo di genere, quindi non riguarda né il sesso biologico né l'identità. Il ruolo di genere di solito ci si adegua entro i 7 anni di solito. Poi parliamo di orientamento sessuale. Orientamento sessuale vuol dire di chi mi innamoro. Mi innamoro di persone dell'altro sesso o mi innamoro di persone del mio stesso sesso? Oppure mi innamoro di entrambe? E quindi abbiamo le varie possibilità che poi vediamo. Di omosessualità ha parlato molto Massimo, stiamo parlando di sentimenti, ma di affettività, ma parliamo anche di attrazione sessuale, erotica. L'orientamento sessuale ha questa serie di componenti che ora non vi leggo, e qui faccio una sintesi riguardo all'orientamento sessuale, dove distinguiamo attrazione erotica, fantasie sessuali, innamoramento e comportamenti sessuali. Qui abbiamo, come faccio? Si muove questo coso? Vabbè, femmina, maschio,
si può, cioè le frecce all'interno indicano le varie percentuali dal 100% femmina al 100% maschio che riguardano le 4 componenti dell'orientamento sessuale. Riguardo all'orientamento sessuale ci sono queste 3 categorie che servono giusto per fare una sintesi. Questa è una frase su cui vi invito molto a riflettere. Omosessuali non si nasce, omosessuali non si diventa, omosessuali si è. Perché è così importante questa frase? Perché taglia sul nascere la possibilità di trasformare un omosessuale in un eterosessuale. Per esempio, se fosse vero che omosessuali si diventa, allora vuol dire che si può anche ridiventare eterosessuali tornando indietro. Ma la frase omosessuali si è ci dice che così si è e basta, cioè e va bene così. La nostra associazione ha dei manifesti con diverse vignette e anche diciamo delle immagini, ma la frase "i nostri figli amano e va bene così" è una frase che dice, che invita tutti i genitori ad accettare i figli, ad amarli. Non mi piace neanche l'idea dell'accettazione, ma ad amarli così come sono e ad amare la loro possibilità di esprimere la vita sessuale. Di omofobia ve ne ha parlato Massimo e io vorrei dire qualcosa rapidamente, non poi già lo sai cosa dire, senz'altro, perché adesso dico solo 2 scemenze. L'omofobia interiorizzata è quella che abbiamo dentro e che è il prodotto dei contesti in cui abbiamo vissuto. Nella scuola, cosa può fare la scuola per fare in modo che gli studenti e le studentesse omosessuali si trovino a casa? Deve creare un contesto accogliente, deve far sì che chi ha un orientamento omosessuale si riconosca anche nei programmi curricolari che vengono svolti, si riconosca nella scelta di letture di autori che vengono trattati, si riconosca nei libri di testo. Quindi la scuola deve fare un grande lavoro per aiutare gli studenti e le loro famiglie. Qui ci sono una serie di frasi che fanno parte dei luoghi comuni, per esempio pensare che i gay sono effeminati, le lesbiche sono dure, oppure che un gay è una femmina, confondendo quindi il ruolo di genere, l'identità di genere con orientamento sessuale. C'è solo una frase su cui mi voglio fermare un attimo e poi passo la parola a Carlo, ed è questa. Allora, guardiamo l'identità sessuale, le 4 componenti dell'identità sessuale: il sesso biologico, l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento sessuale. Mi fermo un attimo qui perché si sente molto dire che è contro natura l'amore tra persone omosessuali e che l'omosessualità è contro natura. Allora io vi chiedo di riflettere su questo. Delle componenti dell'identità sessuale, quale è naturale e quale non lo è? Il sesso biologico è naturale secondo voi? Si nasce con quei cromosomi, è naturale, no? L'identità di genere, come mi sento, è naturale? Sì. Il ruolo di genere, che cosa devi fare tu che sei maschio e che cosa devi fare tu che sei femmina, è naturale? No, questo lo decide la società. L'orientamento sessuale di chi mi innamoro, per rispondere a questa domanda, pensate, quando la prima volta che vi è battuto il cuore, che vi siete presi una conta, se avete scelto voi di chi innamorarvi, lo avete scelto? No. Io non l'ho scelto, mi sono sempre innamorata di persone che non avevo scelto, però mi sono accorta di essere attratta da loro. Quindi l'orientamento sessuale è naturale.
per cui tutto quello che fa parte dell'identità sessuale è naturale tranne il ruolo di genere, che è deciso dalla cultura. Io mi fermerei qui.